Cambiamo argomento, sono 840, il 15% concentrate nella Marca, le aziende venete che si dovranno adeguare alle nuove normative relative all'inquinamento ambientale europee. Vediamo. Cambiano le regole per le emissioni inquinanti da parte degli stabilimenti industriali in Italia ed anche il Veneto si adegua tramite i controlli che saranno effettuati dalle agenzie ambientali delle 7 province della regione. Prevenire è meglio che curare, è questo il principio con cui i paesi dell'Unione Europea hanno deciso di creare i cosiddetti controlli integrati ambientali, i PPC, nelle aziende. Tantissimi i settori interessati dalla nuova disciplina comunitaria, dalla produzione e trasformazione dei metalli alla gestione dei rifiuti, dalle attività energetiche agli allevamenti e poi le cartiere e le industrie alimentari. Tutti i settori presenti nella Marca, i cui addetti dovranno al più presto mettersi in regola con le nuove disposizioni che riguardano la diminuzione dei rifiuti, il risparmio energetico, la prevenzione degli incidenti e la gestione delle attività di bonifica. In Veneto le aziende soggette alla normativa sono 840, il 15% delle quali si trovano nel territorio della Marca trevigiana. A condurre i controlli sarà l'ARPAV, che ha già rilasciato l'autorizzazione ambientale integrata, in seguito al buon esito dell'istruttoria, a 13 aziende trevigiane. Ma il più ancora da fare e anche gli industriali trevigiani dovranno affrettarsi e mettersi al passo con i tempi. La nuova disciplina comunitaria chiama la comunità veneta alla sfida di coniugare lo sviluppo sostenibile con un mercato globale, ha dichiarato il direttore generale dell'ARPAV Andrea Drago. Ciò consentirà la sopravvivenza delle aziende nel territorio e nel contempo la riduzione dell'inquinamento.